Ragazzuoli, buondì, benvenuti in un nuovo video diventato spagnolo. Come potete vedere siamo all'Alto Lavaggio e siamo a Cremona, sono con il mio amico Riccardo. In teoria l'avete già visto, il ragazzo di me con GT che sta lavando la sua bella macchinetta. Siamo qui perché oggi c'è l'evento all'interno del circuito di Cremona, che non so come si chiama, l'evento del Golf Festival. Purtroppo, come voi ben sapete, sono in stop con le macchine e il mondo auto, e quindi ovviamente non solo con la mia macchina, anche se in teoria dovevo venire come spettatore con il Barcellona. Però l'occasione che c'è Riccardo con la sua, eccolo qua. Adesso andiamo dentro il circuito e farò con loro è stato il coso aperto. Farò con lui, diciamo, la giornata. Passerò, attenzione, BMW. Guardate che bello T3, fighissimo. Bella, come vedete siamo arrivati. E c'è il cartoccio di GDR di Giorgio, che è il nostro gruppo. Un giorno ve farò vedere bene anche questa. Abbiamo parcheggiato lì in fondo, zona dedicata al Golf Festival, poi dopo comunque vi faccio fare un giro di tutte le auto presenti parcheggiate. Anche qua un po' di supercar. Niente, adesso penso che siccome è già mezzogiorno saliamo sugli spalti, visto che qua l'amico di Riccardo, che non ricordo il nome, va a fare ha dei turni in pista da fare, quindi tra poco sta entrando, lo andiamo a vedere e niente, poi tanto mangiamo. Guardate lì di Buzz, il nuovo, diciamo, come si dice, posso tipo del craft, no, i crafter, scusate, il trasporter elettrico, carino, ma no, c'è anche un po' di auto Volkswagen nuove in posizione. Noleggio oggi, picco.
Guardate qua, adesso passiamo anche all'angolo Cupra, che dopo siano tutte benzina, quello non lo so, però c'era un bel po', fino lì in fondo, tutte Cupra. Comunque dai, vi faccio vedere anche qualche altro mezzo un po' più serio, adesso arriviamo alla zona caliente. Poi comunque davanti a me ci sono anche i go-kart, c'è la pista di go-kart. Ciao! Ciao! Attenzione qua, piccolo problemino. La lascia anche accesa. Piccolo problemino. Adesso siamo tutti incolonnati per entrare, scusate ma ce ne sono in faccia, per entrare dentro la pista che si fa la parata. E se facciamo veloce magari prima che cala il sole, sarebbe top.
Guardate che sound! E finalmente si entra dopo mezz'ora circa che eravamo fermi in attesa. Ho capito. Vabbè, ma ha fatto la tiratina, dai, su. Porca boia, spacca. Boia, quanta gente c'è. Attenzione che magari noi inquadriamo qualcuno che si inchiappetta davanti, attaccati. Senti che sconvolta appena bene. Ah sì. Fa pop off. Pop off. Vai, bombardi, bombardi, bombardi. Vai, vai, vai. Beh, sicuramente è difficile capiti un'occasione dove puoi camminare in una pista di un circuito a piedi. Guardate quante macchine, voi non lo vedete bene, ma tutto lì stanno entrando tutto il resto di macchine, è pieno. Attenzione, adesso vediamo il launch control fake, perché non facciamo il launch control.
Ciao. prossima. Alla prossima. La prossima quando? A breve. Ragazzi, scusate la chiusura del video, ma sono già arrivato in casa e mi ho dimenticato di farla prima. Comunque niente, vi ringrazio per avermi seguito e per avermi fatto compagnia in questa giornata. Mi sarebbe veramente piaciuto tanto essere stato con la mia auto, però le priorità sono queste, le cose sono cambiate, come vi ho già spiegato. Se voi non sapete il motivo per cui sto dicendo queste cose, delle priorità eccetera, vi rimando al video, lo metto qua sopra in pensione, dove spiego un po' di cose anche per quello che riguarda il canale, del futuro canale, di quello che vi porterò. Quindi niente, se volete supportarmi, spero che non si veda casino in giro, forse sì. Se volete supportarmi, iscrivetevi al canale, mettete un like che è gratis e ci vediamo al prossimo video. Ciao!